A voi la linea.
vista. Aia, Lorenz, per favore, intervieni, fai qualcosa tu. Detto questo, no, mi ha avvisato un mio carissimo amico, fra parentesi, una persona che ha seguito tantissimo la nostra radio, che è il nostro amico, abbiamo già intervistato, Giovanni Lococo, da quel di Porticello, che E anzi noi lo dovremmo salutiamo molto devi volentieri. sentire, che fra parentesi voglio ricordare, se è anche non solamente sempre impegnato per la pesca, ma lui ci faremo raccontare da lui l'atto eroico che ha fatto salvando durante, se non mi sbaglio, un incendio proprio di un villaggio turistico, famiglie e bambini col proprio peschereccio. Quindi lo inviteremo in radio perché oltre ad essere una persona, diciamo, speciale dal punto di vista della pesca, essendo un militante della pesca, perché uno che si impegna politicamente sulla pesca, ha anche svolto questo atto, cioè ha fatto questo atto di cuore, questo gesto eroico che secondo me è bello da raccontare perché ci fa sentire anche più comunità, ci fa sentire un po' più esseri umani. Detto questo, per il nostro amico Walter, ci aveva chiamato l'altra volta, Walter, e mi ricordo, sul tema dell'HCCP per chi vende i prodotti dell'agricoltura. Sì, Walter, mi sono informato, ti dico anche la fonte, mi arriva da Coldiretti, quindi perché è anche una che si impegna nei mercati. Ma io ti chiederei 10 minuti di suspense perché adesso è il momento del qui Parlamento con un nostro comune amico che è Paolo Formentini. Il grande ritorno di Paolo Formentini. Il grande ritorno di Paolo Formentini. E allora, ladies and gentlemen, chilometro zoom con Paolo Formentini sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. A tra poco. Vai. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, Ministri. È un momento in cui l'Italia davvero sta dando il meglio di sé con il nostro governo. Lo vediamo perché viene continuamente presa ad esempio e citata in ogni contesto internazionale. Non solo il piano Mattei, ma oggi anche l'esempio dato sulla gestione dei migranti con i centri in Albania. E da questo davvero non si può prescindere, bisogna dirlo con chiarezza, anche perché fa male vedere che è proprio la sinistra, l'opposizione nostrana, non riconoscere questo dato di fatto. Mentre all'estero sono i governi laburisti, i governi che sono alleati della sinistra italiana come partiti, a portare ad esempio il governo italiano. È un controsenso, ma lo viviamo purtroppo tutti i giorni. Ed è un controsenso che fa ancora più male vedere il nostro leader Matteo Salvini sotto processo proprio per aver cercato di difendere i confini. Qualcuno dal PD ha detto che Salvini non ha difeso i confini. Beh, lo informiamo che tra quei migranti economici, tra quegli sventurati, si annidano anche, e anche questo è un'evidenza data dai nostri servizi, terroristi. Terroristi che vogliono solo minare le nostre democrazie e se quindi fermarli, identificarli non è difendere la nostra democrazia italiana, non so cosa sia. Fa male altresì vedere che non si capisce quale sia l'uso fatto da potenze straniere della migrazione di massa, perché la weaponization della migrazione vale solo quando è tra Bielorussia e Polonia, non vale nel Mediterraneo e di questo anche l'Europa si deve accorgere e essere sempre più consapevole. Ma veniamo al contesto geopolitico drammatico, perché nella risoluzione di maggioranza citiamo l'Ucraina, citiamo l'Iran, Israele, il Venezuela. Dietro tutto ciò però c'è una matrice comune ed è quella che invece non è protagonista come dovrebbe essere di questo Consiglio europeo, la Cina. Dietro la Russia, lo sappiamo tutti, c'è la Cina, perché altrimenti la Russia sarebbe già sfinita economicamente e non potrebbe continuare nella sua guerra di aggressione. L'Iran sta riformendo dapprima con droni ed oggi con missili balistici, la Russia, Nord Corea, anche lì fornitura di armamenti alla Russia. Tutto si tiene, un fil rouge. E si arriva drammaticamente a quel 7 ottobre in cui la popolazione inerme di Israele fu attaccata in un vero e proprio tentativo di genocidio. Non abbiamo paura di dirlo, lo ripetiamo anche qui oggi.
Bene, quel tentativo a chi ha fatto comodo? Dobbiamo chiederci in quest'Aula. Ha fatto comodo a chi vuole riscrivere le regole globali, a chi vuole avere delle nuove vie commerciali che siano solo e unicamente la via della seta, e non ha fatto certo comodo ad Israele, all'Occidente. Noi da allora stiamo rispondendo, perché chi attacca Israele attacca l'Occidente tutto, perché chi odia Israele odia l'Occidente. Lo vediamo ogni giorno in quei cortei, quell'odio in cui si definisce l'Occidente colonialista, becero, l'Occidente per coloro che dicono che Israele è la causa di tutti i mali, è marcio e va combattuto, magari sposando la causa del sud globale, magari vendendo Taiwan alla Cina. Noi della Lega non ci stiamo perché amiamo la libertà, e quindi veder circondare una democrazia come quella di Taiwan da navi, portaerei, Liaoning, 125 aerei l'hanno sorvolata, in quella strategia dell'anaconda, nello stringere una democrazia per soffocarla. Abbiamo visto questa grande esercitazione spade congiunte della Cina. Ecco, il Consiglio europeo dovrebbe occuparsi molto di più di Cina. Questo volevo dire, perché si parla di competitività, di concorrenza, ma chi se non la Cina ci fa concorrenza sleale? E si torna appunto ancora alla Cina. Invece la via per ripartire, per la pace, quella via profonda, quel solco già tracciato, sono gli accordi di Abramo per il Medio Oriente, di cui poco si parla ancora oggi. Invece bisogna avere il coraggio di parlarne, di parlare con l'Arabia Saudita, che stava per firmare il rapporto di normalizzazione, riconoscimento di Israele finalmente, quando poi appunto ci fu l'attacco del 7 ottobre. E per quegli stati, dagli Emirati, l'Arabia Saudita, la Giordania e quindi Israele, e infine l'Italia, doveva e dovrà passare IMEC, la nuova via, quella via commerciale che dall'India porterà merci in Europa e che è alternativa alla via della seta. Questo è il grande nemico delle potenze che odiano le democrazie, il commercio. Il commercio va strozzato, regolato a modo loro, e noi invece vogliamo difendere quel sistema nato ad Dumbarton Oaks, alla conferenza di San Francisco, che vediamo invece piegare sempre più ai desiderata di stati che democrazie non sono. E proprio perché ci sentiamo intimamente occidentali, stiamo con Israele, anche se certo siamo vicini e solidali ai nostri militari, come potremmo non esserlo. Ma va spiegato cosa succede in quell'area, va spiegato che l'ONU odia Israele. L'ONU ha continuato a adottare risoluzioni di condanna di Israele quanto contro nessun altro paese. L'ONU è quella dell'Agenzia per i Palestinesi, l'UNRWA, sospettata di terrorismo. Alcuni suoi membri sono sotto indagine oggi proprio perché avrebbero partecipato all'attacco del 7 ottobre. E allora per quello dico, cosa resta di quei valori fondanti dell'ONU? Cosa resta dell'identità profonda dell'Occidente? Noi ci affidiamo a lei, signor Primo Ministro, perché difenda questi valori, difenda l'Italia, difenda l'Occidente, perché non perché l'abbiamo scelto noi, ma siamo sotto attacco. Grazie. Qui Parlamento.
A voi la linea. Telefono, Lorenzo. Chi è? Assolutamente. Assolutamente, rullo di tamburi perché questa volta siamo riusciti a intercettarlo. Abbiamo l'amico di Radio Libertà, Vadis Paesanti, che ha una serie di cariche importantissime, tra cui vicepresidente di Fedagri Pesca della regione Emilia-Romagna, ma soprattutto è un vongolaro, un venericoltore, un allevatore di vongola verace che, come sapete molto bene, è sotto scacco dal granchio blu. Buonasera, Vadis. Buonasera carissimo Lorenzo, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie mille sempre per questa grande opportunità. Allora, sei rientrato adesso dal mare, prima sentivo in sottofondo il rumore del fuoribordo della tua imbarcazione. Com'è la situazione? Sono passati, abbiamo detto tante parole, tu ne hai dette un fiume di parole, chissà in quante riunioni con le istituzioni, quante volte intervistato. Passato il tempo, passato, diciamo, ormai mi viene da dire quanto, Vadis, saremo quasi sui 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni di più. Ora ci direte precisamente qual è la situazione del Delta del Po, dal punto di vista dell'habitat, anche perché non sarai magari un ricercatore, ma sei una persona che fa ricerca praticamente, perché lo devi fare per il tuo mestiere e sei in mare tutti i giorni, quindi ci puoi dare una testimonianza di quello che sta succedendo. Guarda, hai già detto tutto, ma la cosa principale e più importante è che il primo ricercatore, al di là di quelle che sono i titoli universitari, tu ne sei un esempio, il primo ricercatore è il pescatore, colui che vive l'ambiente quotidianamente, e nel nostro caso la Sacca di Goro. Noi l'anno scorso, come tu ben sai, ma per ricordare ai nostri radioascoltatori, dopo 10 anni, perché è giusto ricordare questo, non è arrivato l'anno scorso il granchio, noi da 10 anni che vendavamo il granchio blu o Calinectes sapidus, termine scientifico, al nostro mercato. L'anno scorso però questa tempesta perfetta ci ha riversato nelle nostre lagune, noi gli amici di Scardovari, questa grande condanna al momento di questo granchio che ha divorato qualsiasi specie di mollusco, matra, cuore, Cerestoderma glaucum, ma soprattutto la produzione, prima in Europa appunto, come hai già ricordato, di vongole veraci. In merito ai tavoli, bravissimo, mi hai già letto nel pensiero, non abbiamo ancora avuto modo di aggiornarci, ma ti aggiorno quindi in diretta che aggiorniamo tutti, perché ieri mattina, non più tardi ieri mattina alle ore 10, il commissario prefetto, ex prefetto nominato dal governo, Enrico Caterino, e abbiamo fatto la prima riunione, così come prevista dal decreto del tavolo ristretto, cioè le associazioni di categoria assieme ai sindaci interessati, Comacchio, Goro e Porto Tolle, del gruppo ristretto di queste 8 persone, e abbiamo messo sul tavolo quello che già in altri incontri in prefettura abbiamo fatto per arrivare al cosiddetto piano operativo che il commissario, che si sta dando da fare tantissimo, che ringraziamo, entro novembre, metà novembre, fine novembre, dovrebbe, tra quello che è il nostro tavolo, il tavolo scientifico, che sarà, adesso l'ho accennato, ma a grandi linee, formato da ISPRA e CNR, Agenzie di Stato, oltre all'Università di Ferrara, l'Università di Padova, Ca' Foscari Venezia e l'Università di Trieste, per insieme mettere e scrivere e sottoporre poi all'avallo del Ministero questo piano. Cosa prevede questo piano? Il decreto è chiaro. 1. Il pescare il più possibile quantità di granchi, soprattutto la parte del granchio femmina, perché ricordiamo che ogni femmina andrà a riprodursi con 600.000, 6 milioni di uova ognuna,
ok? E soprattutto il ripristino della biodiversità, perché è giusto dire, con tutto rispetto al granchio, noi che sono 10 anni che peschiamo il granchio, di fatto di altre specie oramai non si vede più nulla, né molluschi e pochissimi altri pesci che vivevano nella nostra laguna, nelle nostre lagune, in tutto il delta del Po, è giusto dire così. Quindi la situazione è gravissima, è giusto ricordare però che siamo in attesa di tutto quel che abbiamo lavorato e ottenuto dal Ministero, che l'arrivo, c'è stato il primo bonifico di un bando che abbiamo concluso il 22 di marzo di quest'anno, la graduatoria che è uscita, e le capitanerie per conto del Ministero che stanno indennizzando una prima parte di un 30% che ci aiuterà a sperare a rimanere ancora nel sistema. Ecco, Vadis, scusami, ti interrompo su una cosa, sì, perché prego. naturalmente le tue analisi sono completissime, però ecco, una cosa diciamo se vuoi di costume, ma è importantissima, ma quanto è cambiata la vostra vita? Cioè, voi eravate, così lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori, un'azienda, perché siete una cooperativa, siete un consorzio che fatturava tanto per essere il mondo della pesca, perché si parla di svariati anche milioni di euro in esportazioni, fra parentesi, quindi per una volta prodotto ittico che non rimaneva neanche tutto sul territorio nazionale, ma andava in altri paesi. Quindi un'azienda che funzionava, una vita che funzionava, quindi anche che dava reddito alle intere comunità. Com'è cambiata la vita per voi che facevate questo lavoro? Bravissimo, per dare un'idea, gli addetti delle 52 cooperative tra Gore Comacchio e delle singole imprese che sono i pescatori poi associati a queste 52 cooperative, le imprese in Camere di Commercio sono 1758, è il comparto più grande d'Europa dedito all'acquacoltura, alla venericoltura. A noi, per dare un'idea, è successo un terremoto, è quel che abbiamo ribadito ieri sui tavoli, perché dall'altra parte ci si dice, ma state lì con le mani in mano a piangere, pensate che lo Stato vi mantenga lo Stato. Noi questo non l'abbiamo né mai pensato e nemmeno siamo convinti né di chiederlo né di pretenderlo. A noi l'unica cosa che chiediamo, e faccio l'esempio, dopo un terremoto uno può dormire sotto il suo tetto? No, forse dormirà dopo 1 anno, dopo 5 anni, dopo 10 anni. Noi speriamo che, aiutati che il Celta aiuta, siamo i primi a dircelo, da soli, che ci diano una mano le istituzioni, il governo. Abbiamo chiesto se non vi sono fondi disponibili anche all'interno del nostro paese, ma lo stesso FEAMPA avrebbe la possibilità, ogni regione con la programmazione 21-27, occorre però che in emergenza, in deroga, ci si dia la possibilità di accedere a contributi, fondi che ogni regione ha, oltre ai soldi magari del Ministero, ma soprattutto, come ha fatto la Commissione la settimana scorsa, se non vado errato, che ha messo 1 miliardo a disposizione di un altro disastro che non ho bisogno di ricordare in Romagna e per altre zone d'Italia dove l'agricoltura e tutta la produzione purtroppo è andata e ci ha messo alla carità. Noi cosa abbiamo di diverso dall'agricolo? Ed è giusto ricordare questo, che dove l'agricolo ha perso quest'anno il suo lavoro, noi con il granchio non riusciamo a seminare. Se noi seminassimo domani mattino, stasera torno da mare, poi vi dico a fare che cosa, io come tante piccole cooperative, piccole e grandi cooperative, se noi seminassimo stasera raccoglieremo quel prodotto fra 14-15 mesi, ma non riusciamo a farlo perché se noi lo riimmergessimo in acqua, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 40 anni, verrebbe depredato e divorato dal granchio. Cosa stiamo facendo? È una piccola cosa, perché quello non ci manterrà, non ci darà lavoro. Stiamo facendo dei recinti con delle reti a mare, dei teli dove mettiamo un po' di vongole sotto, li mettiamo su i teli sono fatti di rete con dei picchetti eccetera, quindi bisogna seguire le maree, andare quando l'acqua è bassa, per fare do un esempio, sono 10 ettari, riusciamo a
praticamente a fare un recinto di circa il 10% per legge regionale, massimo il 20% della concessione, ma non è quello che darà sostentamento a tutti i nostri soci, ma è solo per rimanere in vita, cioè tenere le cooperative aperte. Certo. E rimanere sul mercato, fammi dire, Vadis, perché certo, e purtroppo... rimanere sul mercato, bravissimo. Antonino. No, quello che vorrei capire è come potrà crescere, come potrà cambiare la pesca in queste condizioni. Cioè, necessariamente ci vorrà un'evoluzione, quindi meno barche, meno pescatori, oppure come si evolve? No, guai al mondo, perché noi siamo l'esempio della simbiosi in ambienti lagunari con tutti i vincoli, diciamo così, dei regolamenti comunitari, TPS Natura 2000, eccetera, che è la dimostrazione in Europa e non solo. Abbiamo avuto una delegazione l'altro giorno, mercoledì, vietnamita, che è venuta a capire il nostro come dire, organizzazione cooperativa, e all'interno di queste zone umide come noi siamo in simbiosi con queste zone. Perché? Perché in queste zone noi stessi di nostra tasca fino all'anno scorso, negli ultimi 20 anni, tiriamo fuori soldi di tasca nostra per tenere, come dire, a regime questi ambienti. E vi dico una cosa, al di là delle chiacchiere da salotto di certi mondi ambientalisti, se queste zone non fossero antropizzate, lavorate quotidianamente dai pescatori in acqua, come sono appena tornato a sistemare i nostri recinti, perché poi le reti vengono mangiate dal granchio, eccetera, queste zone sarebbero tutte asfittiche, morte, e non ci sarebbe nulla. Grazie invece alla presenza di 35 anni di acquacoltura in queste zone umide, queste zone sono anche produttive. Laddove non c'è antropizzazione, le valli, Lorenzo lo sa perché l'anno scorso è venuto, è stato mio ospite, è venuto a bordo con me, è venuto a rendersi conto di quello che è il nostro mestiere. Quindi noi non dobbiamo scappare, non dobbiamo diventare meno, perché questa è la politica, ma mi fermo qui, può continuare Lorenzo, del dire meno impatto, meno strascico, che così il mare sta meglio, non si disturba il mare, gli stocchi tipici. In acquacoltura non è così. Acquacoltura è, se siamo entrati in agricoltura, vuol dire seguire un ciclo, cioè seminare, vongola verace, sul terreno, non foraggiamo, cresce filtrando acqua, ok? Cresce filtrando acqua con fitoplancton e microalghe, e quello è l'unico lavoro che noi facciamo, nel aspettare che quel prodotto cresca. Finisco dicendo che la cosa più importante di un bellissimo studio che abbiamo finanziato come FLAG l'anno scorso, e Lorenzo puoi spiegare tu che sei un biologo, sappiate che se oggi noi dovessimo, che è negli ultimi tempi si parla di CO2, sappiate che chi incamera più CO2 in assoluto, abbiamo fatto i conti tra i quintali venduti, quindi è un conto matematico, e tra i quintali venduti e quelli che avevamo, oggi non più in acqua, la conchiglia è fatta di carbonato di calcio, vuol dire molecole di CO2 imprigionate in acqua. Se noi dovessimo andare a comparare con altri mestieri, ma non è opportuno, non è elegante, noi siamo carbon free. Cioè assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, hai ragione, hai toccato un tasto che purtroppo avete, devo dire la verità, con colpevole ritardo evidenziato voi dell'acquacoltura. Lo dico perché molte altre aziende più grandi, Vadis, lo sarebbero stampato sul petto, perché soprattutto vedete molte volte, lo dico agli ascoltatori, ci sono questi marchi, no, di pesca sostenibile, tutte queste cose molto commerciali, no? Invece questo è un dato di fatto che dipende proprio dalla natura del bivalve, che è fatto, le valve sono fatte proprio di carbonato, quindi CO2 è sottratta dall'atmosfera. Quindi cosa è carbon free? Hai detto proprio è un'azione di famosi crediti di carbonio. Quando si parla di crediti di carbonio, ecco, i nostri vongolari, i nostri venericoltori li producono. Ecco, hai detto molto bene, caro Vadis. Bravissimi.
E allora noi io siamo ti ringrazio. sostenibili, il nostro mestiere è sostenibile, uno dei mestieri più sostenibili di tutti i mestieri al mondo. Assolutamente, assolutamente. Quindi, ecco, mi fa piacere, devo dire la verità, che ho letto il piano del mare, ho letto tanti documenti anche a livello ministeriale e sta arrivando sempre più forte come, diciamo, come punto saliente, e soprattutto quando si parla di acquacoltura viene specificato il ruolo che ha, diciamo, nel servizio all'ambiente, anche proprio perché producendo, incrementando, andiamo proprio a sottrarre uno dei principali gas serra, cioè la CO2. Grazie a Vadis Pesanti, ci aggiorniamo e teniamo i fari accesi sul problema del granchio blu. Grazie Vadis. Grazie mille a voi, ciao, alla prossima. Alla prossima. E allora, Lawrence, se vuoi chiama la prossima nostra ospite, in modo tale che così concludiamo in bellezza, è il caso di dire, nella poesia della natura, e insomma cerchiamo di capire se ce la facciamo, ecco, a chiudere. E in particolare, no, non si sentiva, in particolare andiamo a raggiungere, diciamo così, questa terza parte poi di Chilometro Zoom, perché alle 19.05 avremo come sempre l'immenso Ale Musella. E un giorno poi mi fermerò anch'io, un giorno da rozzo pescatore vorrò, insomma, deliziarmi in diretta partecipando alla tua vuoi puoi trasmissione. restare non è problema. No, assolutamente no, non posso, ma un giorno lo farò, perché tu sei classista e non vuoi un pescatore nella parte, diciamo, più culturale, più elevata della tua trasmissione. Ma io non mi permetterei vergogna. Capra, vergogna. Non ho parole. Federica non c'è, mi sa che stasera non l'abbiamo. Povera Fede, ma pensavo l'avessi chiamata al telefono, l'avessi mandato un messaggino. No, io faccio improvvisate, come vedi. Noi arriviamo, colpiamo e spariamo. È un po' una sorta di uso da Viet Cong dello strumento telefonico, no? Un agguato, si colpisce e rientriamo nella giungla, via. Un po' di guerriglia sì, radio. Sì. Un po' anche Apocalipse. Allora, però... Ehi, amico. Va bene. Dimmi, amico. Ce l'hai con la faccia, un po' la pelata ce l'hai. Quello era, no, vabbè, mo stavo facendo l'Ippi, no, lui, aspetta, lui è, lei è un galoppino, è venuto qui per farmi la pelle, ma lei non ce la farà. Però, Antonio, io ti voglio bene, però dato che sembravi Bettino Craxi, dato che fa l'imitazione... Lei è un galoppino! No, questo è un altro, Craxi è così, no, Marlon Brando era, lei è un galoppino, è venuto qui per cercare di farmi la pelle, l'hanno mandata ai suoi. I nostri ragazzi... C'è un retrogusto di quando fai Bettino Craxi. Comunque, detto questo, rispondiamo so. Al nostro amico Walter, che se me sembra che lo lasciamo nella suspense. Vai con l'HCCP. Con l'HCCP, informandomi da Coldiretti, caro Walter, se è in ascolto, sì, serve però, diciamo, quello, non l'HCCP, diciamo, completo, quello di, insomma, che devono fare i ristoratori, chi manipola direttamente, chi taglia, chi sfiletta, chi lavora i prodotti, ad esempio, come nella pesca, nella ristorazione, nell'agricoltura, comunque deve servire degli alimenti, però va fatto, e quindi purtroppo sì, è un onere, però so che viene finanziato la PSR, quindi le associazioni di categoria lo fanno, come devo dire la verità, ho fatto io, mi sembra in passato, da pescatore, all'epoca, in maniera del tutto gratuita, quindi viene finanziato. Giustamente la domanda che Walter potrebbe porre, dire, ma adesso viene dato, diciamo, in maniera gratuita, poi diventerà un nuovo balzello, purtroppo potrebbe essere anche così. Però detto questo, insomma, se non me ne voglia Walter, lo capisco molto bene e so cosa voglia dire, soprattutto per chi fa agricoltura, fa l'agricoltore, poi insomma il nostro ascoltatore se ne intende anche sicuramente più di me del campo agricolo, per le esperienze passate anche vissute, però insomma se andiamo verso una manipolazione sempre più corretta degli alimenti, anche se naturalmente in una prima fase in cui naturalmente devono essere ancora lavati, insomma c'è
diciamo, c'è una storia dopo, lì alla prima parte, al primo anello, diciamo, dove si potrebbe paradossalmente sorvolare. Comunque se andiamo a certificare un po' meglio anche delle buone pratiche, soprattutto io lo dico per quanto riguarda i prodotti ittici, si imparano anche delle cose molto interessanti che permettono anche di mantenere sempre, forse è più importante, Walter, ad esempio, per la parte non solo naturalmente storico, perché da pescatore, io diciamo avevo l'infarinatura da biologo, però tanti pescatori in questi corsi hanno imparato a mantenere, diciamo, la continuità della catena del freddo, e naturalmente ha anche valorizzato il prodotto, perché soprattutto per quanto riguarda la pesca, è molto più deteriorabile il prodotto rispetto a quello agricolo, è importante mantenere la catena del freddo. Detto questo, caro Antonino, sono le 18:52, mi dispiace non avere la nostra amica Federica Tuselli. Beh, direi che possiamo aprire i telefoni Apriamo i telefoni. 029294 7222. Parliamo un po' di politica, parliamo un po' di novità, parliamo un po' anche di... Ah, aspetta, tu avevi una cosa da farmi leggere e la voglio Sì, leggere, ecco qua, perché assolutamente. Ho vorrei il girato tuo un articolo parere. molto interessante, tra parentesi un'intervista a Confagricoltura, perché? Perché, cari amici, vi ricordate abbiamo parlato su queste radiofrequenze negli anni passati del CETA, trattati di libero scambio con il Canada. C'è un trattato che è quello del Mercosur, che Antonino, se leggi l'articolo, ci spiegherà un po' cosa vuol dire. Ogni tanto aleggia questa, soprattutto per quanto riguarda il pollame, è pericoloso. Esatto, è un pezzo del collega Gabriele Zanazzi da Agricoltura, da Italia Oggi, del 16 di ottobre, e Agricoltura Oggi appunto è il dorso che esce al mercoledì. State un po' a sentire. Da oltre 20 anni l'Unione Europea sta negoziando un accordo d'associazione con i paesi Mercosur, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, che ha tre componenti: dialogo politico, cooperazione, accordo di libero scambio. La componente commerciale è stata concordata in linea di principio nel giugno 2019 e gli altri due flussi nel giugno 2020. Dopo la fine del mandato presidenziale di Jair Bolsonaro in Brasile, i negoziati hanno subito un'accelerazione nel 2023 con l'obiettivo di firmare l'accordo il prima possibile. La posta in gioco non è solo economica, ma anche strategica. L'accordo commerciale UE-Mercosur mira soprattutto ad aumentare gli scambi commerciali tra i due blocchi regionali, che insieme rappresentano circa un quarto del prodotto interno lordo mondiale. L'UE beneficerà dai settori automobilistico, chimico, farmaceutico. Il Mercosur beneficerà dell'esportazione dei suoi prodotti agricoli. E ancora, allora andiamo a vedere che cosa dice più in profondità quest'articolo. Le recenti discussioni tra l'Unione Europea e il blocco sudamericano Mercosur, tenutesi a Brasilia dal 7 al 9 ottobre, hanno suscitato nuove preoccupazioni tra i produttori agricoli europei. In particolare i settori del pollame, uova, zucchero e mais, insieme al Copa-Cogeca, hanno espresso il 10 ottobre forti riserve sul possibile accordo commerciale, sottolineando l'impatto negativo che potrebbe avere sulla catena d'approvvigionamento agroalimentare europea. Le organizzazioni firmatarie denunciano uno squilibrio competitivo, dato che i paesi Mercosur non rispettano gli stessi standard ambientali e di benessere animale richiesti agli agricoltori europei, creando un vantaggio ingiusto per i loro concorrenti. Per Confagricoltura l'intesa siglata dalla Commissione non può entrare in vigore senza profonde modifiche, perché penalizza le nostre produzioni di agrumi, riso, zucchero, pollame. Per le carni bovine è stata addirittura concessa al Mercosur un contingente di importazione a dazio zero pari a 99.000 tonnellate l'anno. Resta inoltre la questione di fondo relativa alle relazioni commerciali dell'Unione Europea con i paesi terzi, la reciprocità, vale a dire la diversità delle regole in materia di sicurezza alimentare e tutela delle risorse naturali. Non vi sono salvaguardie contro i rischi di dumping agricolo, che potrebbero essere aumentati dai meccanismi di compensazione richiesti dal Mercosur per bilanciare le concessioni commerciali, vale a dire quote più elevate per i prodotti agricoli che non fanno parte del regolamento UE sulla deforestazione zero, come lo zucchero e il pollame, al fine di compensare l'impatto del calo delle esportazioni di carne bovina e soia legato all'applicazione del presente regolamento. L'accordo quindi deve trovare un giusto compromesso in modo da garantire a tutti i settori coinvolti di giovare dei benefici che ne potrebbero derivare.
Unitamente a Confagricoltura, le altre associazioni agricole europee, tra cui Copa-Cogeca, temono che l'accordo possa promuovere il commercio di prodotti legati al degrado ambientale e alla perdita di biodiversità, specialmente in Brasile. L'accusa principale è che le politiche europee, come il Green Deal e il pacchetto Fit for 55, non garantiscono la reciprocità con i partner commerciali e penalizzano i produttori dell'UE. Inoltre si paventano nuove possibili proteste da parte degli agricoltori europei, già sotto pressione a causa della guerra in Ucraina, degli alti costi energetici e dell'importazione di prodotti ucraini. D'altronde, lo stesso ex commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, nel 2019, quando fu siglata l'intesa bilaterale, aveva promesso 1 miliardo di euro per gli agricoltori europei, riconoscendone gli svantaggi del settore. Di recente, lo stesso ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, durante una visita in America Latina, ha dichiarato che l'Italia è favorevole in generale alla conclusione dell'accordo Mercosur, riconoscendo le difficoltà dei negoziati legati alla scarsa tutela del settore agricolo e ritenendo che un'intesa maggiormente bilanciata possa essere vantaggiosa per entrambe le parti. Così il collega Gabriele Zanazzi su Italia Oggi, segnatamente Agri Oggi. Allora, Lorenzo, ce la stiamo vedendo male qui. Speriamo che non venga venduto il settore agroalimentare per qualche altro tipo di logica e ci sia un po' di reciprocità. Lo diciamo per l'ennesima volta, stancando i cervelli dei nostri ascoltatori, però insomma sembra proprio che si voglia sempre andare in una direzione in cui ai nostri agricoltori, ai nostri pescatori, ai nostri allevatori imponiamo delle regole green molte volte difficili, molto diciamo performanti, che non parliamo neanche di giusto e sbagliato, magari tra guardare l'agricoltura, la pesca per quanto riguarda la pesca ha una gestione migliore, magari fare agricoltura a impatto veramente limitato, va benissimo tutto, però come diciamo sempre sulle frequenze della libertà, devono esserci pari regole per i prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo, soprattutto lo dico per gli amici a cui dovrebbero tenere un po' di più ai lavoratori, ma non solamente ai lavoratori, diciamo al mondo, all'internazionale, al mondo dei lavoratori, di un po' di accuratezza, soprattutto nei prodotti che vengono da sfruttamento dei lavoratori, da sfruttamento del lavoro minorile, che purtroppo arrivano magari anche sulle nostre tavole, noi inconsapevoli li mangiamo, ed è una cosa molto, posso dire una parola, schifosa, una cosa che mi inorridisce ogni volta, pensare che il nostro agricoltore con estrema difficoltà debba andare in competizione con diciamo con qualcuno che dall'altra parte del mondo invece sfrutta la manodopera a basso costo. Quindi insomma pari regole, o comunque, come si poteva dire, si diceva una volta, dei dazi di qualità, dei dazi di civiltà, perché semmai non andiamo da nessuna parte, ce ne siamo accorti forse un po' troppo tardi. Esatto. Caro Antonino, ti lascio allora, la parte culturale di questa serata e mi eclisso. Va bene, eclissati, grazie per essere stato ancora una volta. Eclissati sembrava, ma allora ma vattene a fanculo. No, venerdì prossimo ci colleghiamo col Savonarola e con tuo padre. Assolutamente sì. Prossimo venerdì. Ciao a tutti. Noi andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo Adriano Celentano, Un albero di 30 piani nel 1972 e dopo c'è Ale Musella, tra poco, sei forte. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati la metropoli. Per lì come noi, ben pochi sai, ce n'erano e dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro.
c'eri con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera, che sfuggiremo poi fino a quando tu vivi in città. Nuda sulla pianta prendevi A te la linea. Grazie Lorenz, è già un albero di 30 piani. Albero di 30 piani che cantava Adriano Celentano nel 1972, tempo in cui la cementificazione dell'Italia aveva portato a degli obbrobri orrendi. E noi stasera allora cerchiamo di rifarci un po' gli occhi parlando di arte, ne parliamo con Ale Musella, se è già al telefono. Ale, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Ben trovate. Allora, torniamo ancora una volta a parlare di cortesie per gli ospiti in galleria e non solo. Allora, sì, le cortesie degli ospiti, ma oggi parliamo un po' di un argomento che a te sta molto a cuore, la fotografia. Ah, allora, la fotografia. Torniamo spesso a parlare di fotografia, ma perché? Allora, adesso vabbè, qua in una galleria dove sono, inizierò a inserire piano piano la fotografia. Ma perché? Perché comunque, come abbiamo sempre detto, l'Italia è ancora un po' restia a considerare proprio come forma d'arte di investimento la fotografia. Un po' anche ha ragione, nel senso che il problema quando si parla di fotografia è la serietà dell'artista o del fotografo, perché quella è quella sulla quale si basa tutto il concetto dell'investimento. Perché? Perché se per un'opera pittorica normalmente è un'opera sola, per cui difficilmente la replica, e se dovesse replicarla non sarebbe comunque uguale, a meno che non faccia delle litografie o delle serigrafie. La fotografia nasce proprio per essere anche riprodotta diverse volte, no? Per cui, soprattutto per la digitale, per cui
Noi in galleria abbiamo per esempio un artista israeliano che fotografa sott'acqua, si chiama Ilon Galon, però anche in questo caso noi abbiamo la certezza matematica, perché è sotto contratto ed è lui il primo a non voler uscire da questi parametri, che ogni sua foto al massimo può essere riprodotta 8 volte. Questo è quello che permette alla fotografia di essere considerata o di entrare, anche se in punta di piedi, nel discorso di investimento. Perché? Perché stampate 8 fotografie, in teoria, quando se a una persona dovesse piacere quella foto, l'unica possibilità che ha è andare a contattare chi l'ha acquistata. Allora, questo diventa il motivo per il quale una persona dice: ok, l'ho comprata, poi vabbè, ci sono i parametri, i coefficienti, per cui anche questi, gli artisti, i fotografi come gli artisti possono crescere a seconda dell'esperienza, di tutto il curriculum che hanno, ok? Però di fondo ci deve essere la certezza che questo numero venga rispettato. Cosa che invece nel momento in cui ogni fotografo pensa di essere Newton, e su questo l'abbiamo sempre detto, no? Nel momento in cui io ho dialogato quando dialogo già gli artisti si sentono spesso volentieri Van Gogh o Picasso, però sai, un artista nel momento in cui è capace di usare il pennello in una certa maniera o comunque ha una buona tecnica, gli devi riconoscere quanto uno è bravo. Poi per essere bravo e diventare un grande artista c'è sempre un abisso, ok? Altrimenti, come dico sempre io, tutti quelli che sono dall'Accademia potrebbero essere degli ottimi artisti, invece rimangono spesso degli ottimi esecutori. Nella fotografia è diverso, perché la fotografia, intanto, buona parte, e tu lo sai meglio di me, è data dallo stampatore, perché è la stampa che fa la differenza. Tanto è vero che quando parliamo di collezionismo di solito si parla sempre di fine art, per cui di un sistema di stampa particolare che mette in evidenza determinate cose, per cui già quello. Poi, per come la vedo io credo molto chiamiamolo così, nel packaging, nel senso, come un paio di scarpe, come un qualsiasi oggetto, un orologio, c'entra anche quando te lo regalano, quando lo vai a comprare, se lo paghi tanto, comunque sia, è anche contornato da un packaging, da una scatola, da certificati e quant'altro. Anche la fotografia, secondo me, nel momento in cui la si propone come fotografia d'autore, questo sta all'artista, per cui al fotografo in primis, ma anche al gallerista, per me deve essere ben incorniciata, puoi dare l'opzione di fare magari dei colori diversi a seconda però sei tu che devi finire la fotografia, perché per me la cornice diventa parte integrante dell'opera. Per cui oggi difficilmente uno dice: ok, ti sto vendendo un file, o comunque sia hai comprato questa fotografia, se io te la do, te la stampo, te la metto in un rullo, in un tubo, e te la spedisco, secondo me diventa un po' difficile far capire perché può costare 800 euro, 1000 euro, 10.000 euro. Io vedo ancora la fotografia, proprio anche per riuscire a sdoganarla e farla diventare opera, cioè tu la prendi dalla galleria, la prendi, mi piace e la attacco al muro. Nel momento in cui do la possibilità alla persona, e poi dopo uno lo può sempre fare, ma gli do un tubo con una fotografia e dopo deve decidere lui come incorniciarla, come metterla alla parete, secondo me un pochino viene a mancare il tocco dell'artista, perché l'artista è anche quello che dovrebbe decidere e sapere come mettere in risalto al massimo il proprio lavoro, perché una stessa fotografia, se incominciata male, può dare un effetto completamente diverso, come per esempio il fatto stesso di utilizzare un vetro che sia un vetro museale, e cioè che sia un vetro antiriflesso, perché anche quello, quando tu paghi una cosa, per come sono fatto io, obbligherei gli artisti, i fotografi, a incorniciarle con un vetro che appunto non abbia riflesso, in modo tale che possa far godere a pieno la fotografia. Sono tanti piccoli dettagli che poi aiutano a, come ho detto prima, a sdoganare il discorso della fotografia e far comprendere che anche il mondo dell'immagine può diventare, ed è diventato a tutti gli effetti, un mondo per collezionisti. Certo, sicuramente. Ma senti, l'esclusività, intanto come si fa? Fino a che punto è una semplice acquisizione di immagini e dove la poesia, la fotografia diventa poesia e diventa anche arte?
Ma allora, sai, come ti ho sempre detto, la fotografia artistica, quella posata, quella di Newton, quella di Man Ray, sono stati loro i primi a fare da scegliere certi soggetti, a creare i set, a riprodurli. Per cui anche lì conta sempre il primo che fa determinate cose, come abbiamo parlato di Gassel. Gassel era un grandissimo fotografo, molto famoso per i suoi ritratti, però lui era legato alla moda, per cui allora perché una fotografia di Gassel di uno spot pubblicitario o di una cartellonistica, per cui non è una foto da collezione, ma è semplicemente uno scatto del grande fotografo, come può essere Toscani, come può essere, vale 30.000 euro, mentre invece la stessa fotografia fatta da un neofita che comunque quando fotografa, bene o male fa la stessa cosa, vale 50 euro. Lì è proprio il mercato, cioè io mi ricordo quando parlavo con Giovanni, prima che purtroppo ci lasciasse durante il Covid, lui mi ha sempre detto: adesso io non ho difficoltà nell'insegnare alla gente quello che io faccio, perché tanto io sarò sempre Gassel, per cui il mio scatto è il mio scatto. E un pochino si riconosce, un pochino si può anche non riconoscere, però fondamentalmente io mi sono guadagnato i soldi che chiedo per tutto quello che ho fatto nella mia carriera, per quello che ho imparato a fare, ho imparato a stampare, o comunque sia ho appunto un curriculum di un certo tipo. Sulla fotografia, ripeto, che è ancora più allucinante, perché ripeto, una campagna pubblicitaria di un grandissimo come può essere Toscani può costare 1 milione di euro per gli scatti. Però se tu vai a vedere gli scatti, vabbè, c'è un set da pagare, c'è il truccatore, c'è quello che vuoi, però non si capisce come mai un semplice scatto, come ti ho detto, che poi non è uno scatto da collezione, è uno scatto che viene mangiato dal mercato, perché è legato a quella campagna pubblicitaria, eppure viene pagato 1 milione di euro. Per cui capisci, è buffo pensare che non ci siano problemi nel pensare di pagare 1 milione di euro uno scatto di Oliviero Toscani, e poi quando parli di collezionismo di fotografia, se gli chiedi 2.000 euro si spaventano o si stupiscono. Appunto, guarda caso. Senti, siamo sempre lì, analogico, digitale, cos'è che aumenta di più il valore? Perché parliamoci chiaro, fotografia può essere anche quella generata dall'intelligenza artificiale? No, secondo me, tu sai cosa io adesso, allora, mi piace molto l'intelligenza artificiale in maniera scherzosa quando fa muovere delle opere d'arte, o comunque quando in maniera goliardica, per cui non pretenziosa, gioca con le immagini. Allora mi va bene. Però non deve avere velità di essere chiamata opera d'arte, perché di opera d'arte non c'è niente, si chiama intelligenza artificiale. L'arte per me deve essere legata all'uomo o alla natura, non certo a un cervello robotico, altrimenti andiamo proprio a perdere tutto. Per cui oggi secondo me si sta tornando al piacere della stampa, al piacere comunque di utilizzare certe macchine fotografiche o magari certe tecniche particolari, perché il digitale da una parte ha aiutato tantissimo e continua ad aiutare, dall'altra però ti dà anche la possibilità di continuare a sbagliare, perché poi correggi in un secondo tempo. Per cui la bravura del fotografo che c'era 30 anni fa, 40 anni fa, anche se anche lì potevi in qualche modo correggere, però non c'è più oggi. Oggi veramente puoi correggere il colore, se c'è un tramonto, il rosso del tramonto, c'è la ciccetta alla cambio, cioè, per cui alla fine dei conti praticamente chi è più bravo a modificare le fotografie è quello che poi vince sul mercato, mentre invece una volta lo scatto era quello. Ti ricordi quello scatto famosissimo? Vabbè, quello era un po' gossip, però di Giovanni Agnelli che si tuffò dallo yacht. Sì. Quella poteva essere una foto da collezione, nel senso che è una foto, è lo scatto, è un momento, ma tutto tranne che tecnicamente perfetta. Però quello racconta un momento, racconta un attimo. E questo che adesso dovrebbero comprendere anche gli artisti che si dedicano alla fotografia. Va benissimo essere bravi, tecnici, però io do sempre un consiglio: intanto che ci deve essere un'anima dietro, e poi andate sempre a caccia di qualcosa dell'attimo, perché quello che fa la fotografia è raccontare quell'attimo, e ha un valore intrinseco nel momento in cui voi ci siete e altri no.
perché altrimenti spesso e volentieri è brutto da dire, ma le fotografie sono una uguale all'altra. Certo. Senti, ma oggi come oggi su quali fotografi punteresti tu? Ma allora, ce ne sono molti che sono stranieri, proprio perché devi tenere conto che il fotografo, soprattutto il fotografo d'arte, chiamiamolo così, ha più motivo di espandersi e di crescere nel momento in cui un mercato richiede il suo mestiere, cioè come si dice, apprezza il suo mestiere e lo ritiene artista e per cui lo paga. Perché in Italia siamo pieni di fotografi, però fanno fatica ad avere un ruolo, una loro identità, perché comunque si parla sempre di quelli legati, come ti ho detto prima, alla moda, e se devo parlare di foto d'artista ce ne sono alcuni che si stanno affacciando, adesso non mi ricordo, mi sfugge un nome comunque di un fotografo bergamasco, comunque ce ne sono tanti che hanno ottime potenzialità, però fanno fatica a trovare lo sbocco, cioè nel senso rischiano poi di dover di campare facendo dei servizi fotografici ma non vendendo il loro prodotto come arte, per cui continuano a lavorare perché il loro guadagno arriva dal committente, mentre invece un fotografo, per definirsi poi artista, deve uscire dalla committenza e fare una sua serie perché la fa diventare arte, ma perché è una sua scelta. L'arte non può essere commissionata sotto questo punto di vista. Certo, mi sembra chiaro. E senti, diciamo così, che tipo di fotografia ha più valore secondo te? Bianco e nero, colore? Allora, io sono sempre sul bianco e nero e devo dire che per antonomasia il bianco e nero è quello che mette in risalto maggiormente le ombre, le profondità e poi in maniera anche un po' accademica è sempre stata quella il punto di riferimento quando si parla di arte. Poi detto questo però ci sono delle gran fotografie che sono state fatte a colori, come per esempio Aurelio che ha fotografato Andy Warhol. Andy Warhol per esempio ha delle bellissime foto a colori, cioè in bianco e nero, però quando parli di Andy Warhol va fotografato a colori perché Andy Warhol è il colore, capito? Per cui bisogna anche capire che soggetto prendi in considerazione, perché se mi fotografi la natura sotto questo punto di vista, allora ti dico il colore, perché la bellezza della natura la vedi proprio nei colori. Se parli invece di un altro genere di fotografia, allora sul bianco e nero. Certo, ma senti un po', Photoshop. Quando è che la foto, cioè Photoshop è un contributo artistico o è in realtà stravolgere la foto? Ma secondo me è una paraculata, però voglio dire, ormai lo usano tutti, perché tu sai benissimo che altrimenti, cioè nel momento in cui hai scattato 100 foto e non c'è quella perfetta, la rendi perfetta, se no dovessi rifare tutto, dovessi ricreare l'ambiente e per cui sei insoddisfatto, come può capitare in passato, no? Quando c'era il rullino, quando dovevi stampare, tu il risultato della fotografia lo vedi solo alla fine, non lo vedevi prima. E per cui rischiavi, per quello si scattava tanto, perché rischiavi di arrivare in fondo e dire cazzarola, cioè non va bene, però dovevi rimettere in moto tutta la macchina, capito? Mentre invece adesso col digitale e col Photoshop almeno riesci a recuperare il tuo lavoro. Su questo è sicuramente un vantaggioso per quanto riguarda il discorso produttivo, servizi fotografici come committenza. Però quando parliamo di arte, per me il Photoshop non dovrebbe esistere. La foto d'arte è la foto così com'è, altrimenti se ci metti sopra le mani hai perso l'attimo. Infatti. Senti, ci sono delle mostre o comunque delle esposizioni in questo periodo a carattere fotografico che vale la pena visitare, per le quali tu spenderesti i soldi del biglietto? Ma allora, quando c'è la fiera della fotografia a Milano vale sempre la pena. E poi quando ci sono i grandi del passato, come ti ho detto, Man Ray, piuttosto che Newton, piuttosto che ma lo stesso Gaster, che hanno fatto diverse retrospettive, vale sempre la pena. Perché? Perché chi ama la fotografia e chi decide di metterla in mostra, che sia uno storicizzato, che sia, lo fa perché la ama e sa come fartela amare.
Per cui vale sempre la pena andare a vedere chi decide di esporre l'arte, di esporre la fotografia come arte, perché forse è la chiave di lettura che ti porta a comprendere di più che cos'è la differenza tra una fotografia di moda e quella che diventa invece iconograficamente parlando un'opera d'arte. Certo. Senti, che stai facendo di bello per ora in galleria? Chi stai seguendo? Allora, vabbè, c'è sempre Meggiato come scultore, Marco Ost, che è un figurativo che sta crescendo, sono molto soddisfatto, adesso gli ho fatto fare una serie, io adoro, chi mi segue lo sa, adoro far rivisitare i grandi classici del passato, come la Gioconda, come la Dama con l'Ermellino, però con la creatività degli artisti che abbiamo in galleria, per cui non mi interessa che mi riproducano fedelmente l'opera, non è quello che chiedo, io chiedo una reinterpretazione con la loro tecnica, con la loro creatività, e devo dire che tutte le volte vengono fuori delle opere che io amo e che anche il pubblico ama, perché poi si vendono, e per cui è un modo che mi piace molto per rivitalizzare le opere che ormai nell'inconscio normale di tutti sono quasi scontate, e invece rivederle con una creatività diversa ti fa anche piacere, perché vai a rivedere la foto dell'opera iniziale e poi le dai un valore diverso. Certo, sicuramente. Senti Ale, allora ci ritroviamo tra una settimana, sempre qui, che dici? Va bene, allora grazie mille Antonino, un abbraccio a tutti quanti e grazie per sopportarmi. Grazie a te come sempre, un saluto. Un abbraccio. E allora, grazie. E allora, come sempre, un venerdì sera interessante che si muove nell'arte e nella fotografia, mi sembra anche una bella discussione. Sono le 19:23 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Chilometro Zoom, che appunto, vi ripeto, si occupa di agricoltura, pesca e ambiente. Andiamo a dare un'occhiata all'agenzia ANSA, che apre con il tribunale che non convalida il trattenimento dei migranti in Albania, domani torneranno in Italia. L'ira di Lega e Fratelli d'Italia, Schlein si configura un danno erariale, 5 Stelle, Meloni si scusi, signore e signori. Ebbene sì, i giudici hanno deciso che portare i 16 migranti, che poi sono diventati 12 e che ora domani diventeranno 0 in quel dell'Albania, ahimè, non servirà purtroppo, sono destinati a rientrare in Italia. E allora andiamo a vedere l'ADN Cronos, che riporta le parole di Giorgia Meloni. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale. Lo dimostra il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, contesta la decisione dei giudici romani di non convalidare i trattenimenti negli hotspot in Albania di 12 migranti che presto rientreranno in Italia. Dopodiché, spiega la premier, la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri. È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutarti a dare risposte ai problemi. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, prosegue Meloni. Il problema è che nessuno potrà mai essere più rimpatriato. Il problema è che tu non puoi respingere la gente. Il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve. Nel senso, spero che mi si dica poi come si gestisce l'ordine pubblico, spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare, spero che mi si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni. E infatti troverò una soluzione anche a questo problema, dice, annunciando un Consiglio dei Ministri già lunedì. Perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei Ministri lunedì anche per risolvere questo problema, perché intendo andare avanti. Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale e io farò del mio meglio per limitare l'immigrazione illegale di massa. Mi dispiace che in un momento nel quale tutta l'Europa guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l'Italia, noi tentiamo come sempre
di metterci da soli i bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto. Quanto alle decisioni che verranno assunte dal governo, io lunedì ho convocato un Consiglio dei Ministri per approvare delle norme che servono a superare questo ostacolo, perché io non credo che non sia una competenza della magistratura stabilire quali sono i paesi sicuri e quali no. Questa è una competenza del governo e quindi forse il governo deve chiarire meglio che cosa si intende per paese sicuro. Quanto alla richiesta di una procedura di infrazione contro l'Italia avanzata all'UE da PD, 5 Stelle e AVS, Meloni è netta: persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano è una cosa sulla quale penso gli italiani rifletteranno anche la prossima volta nelle urne, verrebbe da dire. Che cosa hanno deciso i giudici? I giudici sostanzialmente, scrive ancora l'ADN Kronos, il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture e aree albanesi equiparate alle zone di frontiera o transito italiane è dovuto all'impossibilità di riconoscere come paesi sicuri gli stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell'inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto a essere condotte in Italia, spiega la sezione civile per i diritti della persona in migrazione del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento del nostro assistito, un cittadino bengalese richiedente protezione internazionale, ritenendo di disapplicare la qualifica di paese terzo di origine sicura sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 4 ottobre, scrivono gli avvocati Silvia Calderoni, Paolo Iafrate e Arturo Salerni. Poiché il Bangladesh non può essere, alla luce di tale giurisprudenza, considerato automaticamente un paese sicuro, il trattenimento è privo di titolo. Le autorità italiane hanno quindi il dovere di riportare in Italia le persone trattenute e così consentire loro l'esercizio del diritto d'asilo sul territorio italiano, concludono. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto un punto stampa a Ventimiglia e ha detto: rispetto ai giudici, ma faremo ricorso. La mancata convalida dei trattenimenti nega il diritto di uno Stato a procedure accelerate, sottolinea. La vera scommessa per gli Stati è conciliare il diritto d'asilo sacrosanto dei migranti con la celerità delle procedure, precisa. Rispetto profondamente i giudici, ha aggiunto Piantedosi, ma noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari per l'affermazione di quella che è la nostra visione in punto di diritto. Noi ricorreremo arrivando fino alla Cassazione. Qua nessuno mette in discussione le prerogative dell'ordine giudiziario. Qui non è che è stata giudicata la decisione amministrativa del riconoscimento o meno del diritto all'asilo di queste 12 persone. Sono successi casi analoghi negli ultimi tempi anche a Porto Empedocle. Qui si nega il diritto dell'esecutivo, del governo, di attivare procedure accelerate, ovvero fare in un mese quello che altrimenti avviene in 3 anni, e questo a beneficio anche delle persone. Quindi non è colpa dei giudici, ha chiarito, è colpa di un'evoluzione dell'applicazione del diritto che si è fatta in Italia. Noi andremo avanti non solo con i ricorsi giudiziari, ma anche con tutte queste iniziative, perché dal 2026 quello che l'Italia sta realizzando col progetto in Albania, ma non solo, diventerà diritto europeo. Andiamo ora a dare un'occhiata alle altre news, perché naturalmente è interessante vedere che altro succede. E naturalmente, diciamo così, ce ne andiamo in pausa perché sono le 19:35 e stavolta ci sentiamo gli Oliver Onions, Brotherly Love del 1977 dal film Pari e Dispari di Bud Spencer e Terence Hill. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? When I wake up in the morning, I find out that I've
the floor with my feet. I realize I'm down, you just have to go. You're breaking up my days, and you're breaking up my nights, and there's nothing I can do for now. People think I'm mad if I talk to myself, and there's nothing I can do for now. I don't know what to do, brotherly love. Every time, brotherly love, making me live so blue, brotherly love. State of my mind, brotherly love. I don't know what to do, brotherly love. Every time, brotherly love, making me live so blue, brotherly love. State of my When I pour the tea in my cup, I'll go on and won't stop water flows. I just don't know what I'm thinking. If I don't know what I'm thinking, just of you. You're breaking up my days, and you're breaking up my nights, and there's nothing I can do for now. A te la linea. E allora dal film Pari e Dispari del 1977 avete ascoltato gli Oliver Onions con Brotherly Love, Amore Fraterno. Non mi pare che ce ne sia assai di amore fraterno in quello che sta accadendo in merito alle decisioni. Ecco, la cosa mi dispiace molto lo sconforto della Meloni nel dire io provo a fare le cose, però come vedete mi viene impossibile farle. 0299 sì, vabbè, 0292947222 se volete essere dei nostri, 340 670 9659 se invece volete mandarci WhatsApp o Zap che dir vogliansi. Ma credo ci sia già una telefonata, Lorenz, allora la mandiamo subito. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai pure. Buonasera a te, Antonino, agli ascoltatori di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Un saluto noblesse oblige da parte mia. Dunque, vado con l'editoriale se vuoi. Vai, sentiamo. Il punto di Michele Caruso. Processo Open Arms, la difesa chiede l'assoluzione per Salvini, udienza rinviata al 20 dicembre. Per la procura di Palermo il vice premier, allora ministro dell'interno al Viminale, non concesse l'autorizzazione allo sbarco ai migranti salvati in mare dalla ONG spagnola. È stata rinviata dunque l'udienza del processo Open Arms a Matteo Salvini, attuale ministro dei trasporti e delle infrastrutture, allora al Viminale
ministro dell'Interno in questo delicato compito. È accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto del 2019. Lo ha reso noto il presidente della Corte Roberto Murza al termine della riga della difesa nell'aula bunker della Pagliarelli di Palermo. In quella data sono previste le eventuali controrepliche e poi la Camera di Consiglio per emettere il verdetto. L'accusa ha chiesto nelle scorse udienze la condanna a 6 anni di carceri per il ministro Salvini, allora ministro dell'Interno. La difesa ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste. Nell'agosto del 2019 il ministro Salvini stava combattendo una battaglia, ma certamente non contro i migranti che sono stati assistiti e tutelati, una battaglia contro chi confonde le pretese e i diritti, ma usare a proposito il termine diritto è molto pericoloso. Non esiste il diritto di livellonare o di scegliere come, quando e dove fare sbarcare i migranti e quali. Non esiste il diritto di ignorare l'offerta d'aiuto, ha detto l'avvocato Bongiorno, chiudendo la sua riga in difesa di Salvini, che afferma che lui ha soltanto voluto difendere i confini nazionali e la sicurezza dei cittadini. Intanto c'è da dire anche che l'accusa parla di diritti umani che devono prevalere, che c'è un principio fondamentale chiave, aveva detto il sostituto procuratore Geri Ferrara durante la requisitoria, sempre nella bunker del carcere Pagliarelli, non discutibile che i diritti umani e la protezione della sovranità dello Stato sono diritti umani che nel nostro ordinamento, per fortuna democratico, dovrebbero prevalere. La persona in mare è da salvare ed è rilevante la sua classificazione, migrante componente di un equipaggio passeggero per il diritto internazionale della Convenzione SAR, anche un trafficante di esseri umani o un terrorista va salvato, poi se il caso è la giustizia che debba fare il suo corso, ha aggiunto il magistrato, sottolineando che quello in corso non è un processo politico, è pacifico in cui di atto politico non ci sia nulla, sono stati compiuti atti amministrativi, rilascio di un posto è un atto amministrativo, gli atti politici sono caratterizzati da requisiti ben precisi. Si è sostenuto che Open Arms dovesse restituire i migranti alla Guardia Costiera libica, ha proseguito Ferrara. L'operazione di soccorso non si conclude con un mero intervento in una situazione di pericolo, ma con la fase di sbarco. Gli Stati di diritto hanno l'obbligo di intervenire e rispettare le normative europee in termini di immigrazione. E insomma non se ne esce perché comunque dice l'accusa che Matteo Salvini debba andare in carcere per una durata fino a 6 anni, e invece dall'altra parte la Bongiorno, che è l'avvocato di parte di Matteo Salvini, dice che noi siamo sereni, non ci siamo marreti. La verità sarà in mezzo, ma comunque chi ha di più ragione ai posti della tua sentenza, ma se chiedo un'opinione, Antonino. Da Michele Caruso, grazie e buon weekend. Allora, io ti rispondo con le parole dell'avvocato Giulio Bongiorno. Dobbiamo uscire dalla logica che è tutto un diritto. Una cosa è un diritto, un'altra è la pretesa. Esiste un diritto allo sbarco, non esiste il diritto di scegliere dove e come farli sbarcare e chi fare sbarcare. Mi sono chiesta perché, se c'erano tutte queste opzioni, hanno scelto di non andare in Spagna. E anche in conclusione, scrive la DN Cronos, anche in conclusione del suo intervento, l'avvocato Giulia Bongiorno ha detto: nell'agosto 2019 il ministro Matteo Salvini sì stava combattendo una battaglia, ma certamente non contro i migranti. Gli atti di questo processo documentano che i migranti sono stati aiutati, assistiti, tutelati. La Guardia Costiera si mise in ginocchio, Salvini stava combattendo una battaglia contro chi confonde le pretese e i diritti. Ma usare a sproposito il termine diritto è molto pericoloso, innanzitutto per i diritti. Non esiste il diritto di bighellonare per 2 settimane coi migranti a bordo pur di non ottemperare a un divieto. Non esiste il diritto di rifiutare le indicazioni degli stati delle zone di ricerca e soccorso. Non esiste il diritto di scegliere dove, quando e come far sbarcare i migranti e quanti migranti. Non esiste il diritto di ignorare le offerte d'aiuto né quello di rifiutare ogni soluzione.
Ho ricordato in questo processo delle pagine nere, ha detto l'avvocato Bongiorno, concludendo la sua arringa, è anche un onorevole chiaramente, ma in questo momento è nei panni di avvocato, soprattutto quella in cui l'Italia in ginocchio chiede alla Spagna come può offrire aiuto e la Spagna risponde buonanotte, una buonanotte sarcastica. Infine una terza pagina che reputo nera è il video in cui Oscar Camps dice sono felice non perché sbarcano i migranti, ma perché è caduto il ministro Salvini. Salvini è caduto. Ecco, è chiaro che c'è stato un uso politico di questi migranti. Cioè, lo vogliamo dire? Vogliamo giocare a fare le mammole? Non giochiamo a fare le mammole. Uno che si compiace perché Salvini cade. La Spagna che se ne frega, anche perché la Spagna, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, a quel tempo e ha ancora, credo, in vigore una multa da 900.000 euro per chi non rispetta le indicazioni che vengono impartite dal governo. E allora mi pare chiaro che questo sia un processo politico e non un processo che ha a che fare con il diritto. Però i processi politici anche no, insomma. Io ho questo sospetto, mi spiace, più per carità, non contesto i giudici palermitani, sicuramente loro agiscono e come meglio credono nell'ambito di una cornice giuridica, non è questo il punto. Ma il fatto è che a chi guarda da fuori viene ampiamente il dubbio che questa cornice giuridica sia una cornice montata su qualcos'altro. Tutto qua. E abbiamo il diritto, credo, di coltivare questo dubbio, di poter coltivare questo dubbio. In piazza, tra l'altro, c'erano i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e Giuseppe Valditara, hanno manifestato a Piazza Politeama. Sono qui a Palermo, sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui, ha detto Giorgetti. Io ho legittimo diritto come cittadino a manifestare non contro qualcosa, ma a sostegno di Salvini. Sono convinto che la difesa dei confini sia sacra e un dovere e per me Salvini dovrebbe essere premiato, non punito o peggio ancora condannato, ha affermato Calderoli. Ai cronisti che gli chiedevano dell'opportunità della partecipazione di un ministro alla manifestazione di solidarietà per il leader della Lega, Valditara ha risposto: credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dover andare. Manifestare solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica. E inoltre, scrive ancora l'ADN Cronos, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social, ha assegnato la tutela alla PM del processo Open Arms Giorgia Righi. Gli altri due PM, Geri Ferrara e il procuratore aggiunto Marzia Isabella, sono già sotto scorta. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano arrivate a settembre, dopo la requisitoria al processo Open Arms. Perché giustamente si fa per dire, in queste vicende c'è poi il coglione che si sente un eroe, si sente l'eroe da tastiera, si sente l'eroe che manda lettere, si sente l'eroe di qua e di là. Poi però quando saranno giustamente processati quelli che hanno scritto questa robaccia, strisceranno davanti al giudice dicendo: no, signor giudice, io ero disperato, per carità, ero arrabbiato. Quella. Ecco, evitatele queste cose, evitatele. Il problema è che in questo paese non c'è più la serenità di raccontare le cose. Poi con i social veramente c'è della gente inqualificabile, se mi posso permettere. Allora andiamo a vedere che altro è successo oggi in Italia, sempre da ADN Cronos. Una buona notizia: chi l'ha visto ha ritrovato in Francia la sedicenne Anastasia scomparsa a settembre. La ragazza sta bene in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato a Viareggio. Signore e signori, insomma, viva l'amore, che volete che vi dica. Ritrovata oggi Anastasia, dice l'ADN Cronos, la sedicenne scomparsa da Viareggio all'inizio di settembre. Gli inviati di chi l'ha visto, Raffaella Grigi e Gianlorenzo Gregoretti, l'hanno trovata in Francia sulla base delle segnalazioni di due telespettatori, due amici veneti, uno dei quali risiede a Parigi, nella puntata di mercoledì scorso. La ragazza sta bene in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Stiamo bene, ha detto Paul, siamo innamorati, vogliamo sposarci. Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia
e ha ringraziato i 2 telespettatori che avevano visto la ragazza davanti a un supermercato francese e avevano chiamato la diretta. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno si spera. Poi andiamo avanti. Moldova al voto, parla l'ambasciatore, dal referendum sull'UE dipende il nostro futuro, sempre a DN Cronos. Corruzione, il GIP di Roma dispone il carcere per l'ex DG Sogei, Paolino Iorio è stato arrestato lunedì sera durante uno scambio di denaro, 15.000 euro con un imprenditore. Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori, fonti di più Europa sta migliorando. Ucraina-Russia, Kim manda 12.000 soldati nordcoreani in guerra. Hamas conferma la morte di Sinwar, il corpo in un luogo segreto di Israele. Chi sarà il successore? L'Iran che dice la resistenza si rafforzerà. Netanyahu convoca riunione sulla sicurezza. Nuovi raid a Gaza e in Libano. Hezbollah, cambio di marcia nella guerra contro Israele. Tra l'altro avete visto che è stato diffuso anche questo filmato di Sinwar che era ormai da solo in questa casa bombardata e contro il drone mandato da Israele gli ha tirato pure un bastone di legno con questo gesto stizzito. Israele uccisi 2 terroristi infiltrati alla Giordania, caccia al terzo uomo, maltempo in Toscana, forti piogge, esonda il Cornia, situazione critica anche in Liguria, purtroppo le cose sono messe male anche perché le previsioni del tempo insomma dicono che nel weekend il meteo potrebbe peggiorare, insomma statevene a casa che è meglio. Allora, bella gente, noi abbiamo finito per questa settimana, abbiamo fatto anche questa settimana il nostro dovere, le 19:48 minuti in questo momento. Domani c'è il garage dell'Alfista alle 9:35 trattabili su queste magiche onde. Parleremo di rottami e di quelli che ci provano quando provano a fare degli annunci, specie sui social, che sono francamente imbarazzanti. Lunedì si parla di autonomia differenziata, già che ci siamo. Avremo con noi il presidente dell'UCID Padova, Massimo Donofrio, che presenterà questo incontro sull'autonomia differenziata vista dal Veneto, che si terrà il 24 di ottobre in quel di Padova, alla sede della Camera di Commercio, e in più ci sarà il grande ritorno della nostra Carla De Bernardi, che come sempre all'altezza farà la grande città a spasso per Milano. Che dire di più? Noi abbiamo terminato, ci salutiamo con una bella canzone di Luca Barbarossa del 1992, che vinse quell'anno il Festival di Sanremo, Portami a ballare. In effetti è venerdì sera, ci sarebbe da andare a ballare, chi lo sa, voi ci andate ancora? Cosa ballate? Ballate il Lissio? Ballate qualcos'altro? Ma cosa ballate? Te? Va bene, allora, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Grazie anche a Lorenzo in plancia comando e che dire di più. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,